Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Un Veneto che scopre di non essere sicuro in molte situazioni, un Veneto che scopre che gli omicidi sono non all'ordine del giorno, ma purtroppo avvengono molto spesso anche nella nostra regione, una regione scossa da quello che è accaduto nella giornata di ieri a Montecchio Maggiore, dove una ragazza di 21 anni sposata, madre di una bambina piccola, è stata uccisa da un uomo che poi si è tolto la vita in serata. Fatti ancora una volta gravissimi che arrivano dopo l'omicidio di Noventa Vicentina, che arrivano dopo altre vicende molto simili che sono successe nelle ultime settimane. Ci sono poche cose da dire, ce le faremo raccontare dai nostri giornalisti che anche oggi si stanno occupando di queste vicende, che anche oggi stanno andando a cercare di capire di più di quello che è successo. Fra poco saremo collegati con Gabriella Basso della redazione di Vicenza che ci spiegherà che cos'è successo esattamente, oppure che ci darà le ultime informazioni. I servizi che erano stati fatti ieri sono poi stati superati dalle novità, dal fatto che l'assassino o il presunto tale si è tolto la vita in serata, quindi è tutta un'informazione che evolve nel tempo e la necessità è quella di farla più chiara possibile. Quindi quello che possiamo dirvi adesso è che abbiamo parlato con il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, che ci ha rilasciato ieri alcune dichiarazioni. Sentiamo che cosa ha detto. Un dramma veramente inimmaginabile, un dramma perché ha distrutto una famiglia, ha distrutto i genitori di lei, di lui, quindi hanno anche una bambina piccola, quindi si può immaginare quello che è il dramma futuro, anche perché lascerà degli strascici. Un atto di follia che a mio avviso è incomprensibile. Io adesso non so bene tutte le cose, cosa può essere successo, quali sono i motivi, ma sono persone giovani, la ragazza era molto giovane, lui stesso, il marito, è un ragazzo che lavora tranquillo, non ci sono mai stati problemi o avvisaglie di qualsiasi tipo, quindi veramente un fulmine a ciel sereno che ci lascia tanta tristezza e amarezza. Allora, torneremo poi su questa vicenda. Non dobbiamo dimenticare che solo pochi giorni fa c'era stato un altro omicidio a Noventa Vicentina. Ieri sera c'è stata una fiaccolata per ricordare la donna uccisa fuori dal posto di lavoro. Noventa Vicentina e Villaghe, tutti i comuni dell'area berica, condannano ogni forma di violenza contro le donne. Basta a questa che è diventata una vera e propria piaga sociale. I sindaci condannano la violenza omicida che troppo spesso stronca la vita di madri, mogli, compagne. Oggi è stata effettuata l'autopsia sul corpo di Rita Menze, uccisa 5 giorni fa a Noventa Vicentina. I carabinieri hanno trovato l'arma del delitto, una pistola calibro 7,65, nel locale vicino all'abitazione dove è stato fermato il marito della vittima, ora in carcere con l'accusa di omicidio aggravato. Ma mentre le indagini vanno avanti, a Noventa Vicentina questa sera viene organizzata una grande fiaccolata. Luci come simbolo di vita da proteggere, come emblema di impegno civile e sociale contro la violenza sulle donne. Bisogna condannare i femminicidi e ogni forma di violenza in modo trasversale, senza colori politici, senza bandiere, senza la strumentalizzazione di nessuna parte. Nessuna bandiera di partito, nessun simbolo o striscione con riferimenti sindacali o politici. Alla fiaccolata di Noventa partecipano le istituzioni, i familiari di Rita, gli amici, i colleghi di lavoro, le associazioni, i cittadini solidali. Tutti potranno dare un contributo per aiutare economicamente le figlie di Rita rimaste in Africa. Abbiamo aperto un conto intestato a Rita, laddove qualsiasi persona può decidere di fare un gesto di solidarietà nei confronti delle figlie di Rita. Ci
sono anche altre situazioni legate alla cronaca in Veneto, come l'arresto di Walter Onichini, il commerciante arrestato per aver sparato appunto a un ladro. Adesso c'è chi chiede la grazia per lui. Grazia per Onichini. Messaggio al Presidente della Repubblica. A metterci la faccia il consigliere regionale veneto Gio Formaggio. Grazia per Walter Onichini, il commerciante di Legnaro arrestato lunedì perché nel 2013 aveva sparato ferendo un ladro che era entrato a casa sua. Oggi siamo in un luogo simbolo della lotta politica per la legittima difesa, l'area di servizio di Graziano Stacchio, il benzinaio che il 3 febbraio del 2015, proprio qui a Nanto, uccise un bandito durante una rapina. Sono passati 6 anni dalla rapina che è stata fatta quella gioielleria di Zancan e io mi sono difeso come dovevo e ho difeso praticamente. Io chiedo per Onichini la scarcerazione immediata. Graziano Stacchio chiede la scarcerazione immediata per Walter Onichini, per cui la Cassazione ha confermato la pena di 4 anni e poco meno di 11 mesi di carcere per tentato omicidio. Il ladro, colpito da un proiettile alla schiena, è tornato in Albania senza aver mai rivelato i nomi dei suoi complici. L'unico modo per dare una mano a Walter Onichini è chiedere la grazia al Presidente della Repubblica. Sono già in contatto con deputati e senatori e ci daranno una mano. Detto fatto, Gio Formaggio chiama in tempo reale il deputato Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Abbiamo lanciato la richiesta di grazia per Onichini. È una richiesta che viene dal popolo, che viene da chi ha sempre combattuto per la legittima difesa. E so che andrai in carcere a trovare Walter. Sì, andremo a visitare Onichini, Walter in carcere, ci andremo assieme all'onorevole Bignami e porteremo la solidarietà di tutta la nostra comunità umana alla persona che ha difeso i propri valori, che paradossalmente è in galera oggi, mentre quelli che quei valori volevano calpestare, cioè i ladri, sono liberi per strada. E così parte la battaglia politica per Walter Onichini, una battaglia che inizia proprio da qui, dal Vicentino, con un appello accorato al Presidente della Repubblica. Signor Presidente, chiediamo la grazia per signor Onichini. Lui ha una famiglia, ha dei doveri e lei è una brava persona, una buona persona. Grazie, signor Presidente. Io confido in lei. Torniamo a Vicenza per l'omicidio di Montecchio. Abbiamo con noi collegata Gabriella Basso che ha seguito tutta la vicenda. Gabriella, noi siamo riusciti a dare solo alcune sommarie informazioni su quello che è successo. Ti chiediamo quindi, prima di darci le ultime notizie, ma poi facciamo anche un riassunto per i nostri telespettatori di quello che è capitato. Beh, sapete sicuramente dell'epilogo tragico che ha avuto la vicenda, già drammatica di per sé, perché ricordiamo che è il secondo femminicidio nel Vicentino nel giro di 5 giorni, quindi capite che la situazione anche da un punto di vista sociale è alquanto allarmante e preoccupante, come hanno espresso tante autorità e sindaci. Allora, l'epilogo drammatico ha visto appunto l'assassino Turrin di 38 anni, Marco Turrin di 38 anni di Vigo d'Arzere, poi togliersi la vita ieri sera attorno alle 20, braccato dalle forze dell'ordine, si è sparato all'interno della macchina, quel quale praticamente dal primo pomeriggio ha iniziato una fuga per la provincia, una fuga probabilmente senza meta, visto che stava tornando verso la zona dove era successo, dove lui aveva ucciso Alessandra Zorzin di 21 anni e appunto si è sparato proprio davanti agli agenti. Ripercorrendo un po' quello che è successo ieri, possiamo dire che era verso il primo pomeriggio, attorno all'1 circa, a quanto sono le prime informazioni che ci avevano dato già ieri, che Turrin si è presentato alla porta di Alessandra Zorzin, 21 anni, era a casa da sola, poco dopo sarebbe dovuto andare a prendere la figlia di 2 anni e mezzo all'asilo. Un rapporto, una relazione forse tra i due che si conoscevano da diverso tempo, da un po' di tempo almeno a questa parte,
e tanto che lo stesso marito del compagno di Alessandra aveva un po' fatto capire che preferiva che questa persona si allontanasse dalla famiglia, ma probabilmente questa cosa non è stata accolta bene da Turrin, o comunque gli è rimasta dentro, tanto appunto che ieri si è ripresentato alla porta a distanza di tempo che non si vedevano con Alessandra Zorzin, e alla fine è riuscito ad entrare con l'epilogo che ha avuto. La vicina, un testimone appunto ha sentito un tonfo, ha sentito le urla, quindi si è allarmata. Poi ha visto anche Turrin che scappava, che se ne andava, non scappava direttamente, stava camminando tranquillamente, stava raggiungendo la sua macchina che era nel parcheggio sottostante, perché parliamo di un'abitazione, sono una serie di case in via Valdimolino che sono arroccate sulle pendici di una collina, quindi stava scendendo questa contrariale dove appunto abitava la coppia, e passando ha detto: no, guardi, non è successo nulla, Alessandra ha sbattuto, si è fatta male, ma adesso andrà a prendere la bambina, quindi anche un sangue freddo in quel momento. Dopodiché ha preso la macchina appunto e si è dato alla fuga. La testimone però non era convinta, ed infatti è andata alla porta, ma non è potuta entrare, ha chiamato il marito e insieme hanno fatto, scusate, il compagno, continuo a dire marito, ma non sono sposati, il compagno, e sono entrati nell'abitazione, hanno trovato Alessandra appunto priva di vita sul letto della coppia. Probabilmente bisogna capire ancora quanti colpi sono stati sparati, se 2, 3 o uno solo, insomma, si deve ancora capire esattamente quello che effettivamente è accaduto in quel momento drammatico in cui Alessandra si è trovata di fronte a Turrin. Turrin, che diciamo aveva già avuto un'esperienza con un'altra donna con la quale aveva convissuto in centro a Padova, però non era andata bene, era tornato a casa dei genitori dove continuava a vivere, forse magari si è sentito respinto per l'ennesima volta. Purtroppo sono tante domande a cui sarà difficile anche dare una risposta, visto che appunto Turrin poi ha deciso di togliersi la vita. Gabriella, adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, ti chiediamo però di stare con noi durante questo brevissimo tempo per poi tornare ad approfondire altre notizie su questa vicenda e su Vicenza in generale. Quindi con la regia di Fabio Verin facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo parlando dell'omicidio di Montecchio Maggiore con la nostra Gabriella Basso che è a Vicenza. Gabriella, abbiamo novità o altre informazioni su questa vicenda o le approfondiamo poi nel corso della giornata, le vediamo nei TG di questa sera? Beh, sicuramente vedremo approfondimenti nel TG di questa sera. È da dire una cosa importante, che comunque si sta ancora cercando di capire qual è il movente, ma è anche se l'arma usata da Turrin è la stessa che ha ucciso Alessandra, quindi le indagini ovviamente continuano su questa vicenda. Bandiere a mezz'asta a Vicenza ma anche a Montecchio per il cordoglio appunto nei confronti delle vittime, ma anche proprio di questi femminicidi, perché dall'inizio dell'anno complessivamente in Italia sono circa 48 quelli che sono avvenuti, quindi è un numero veramente importante che deve fare riflettere. Tra l'altro, guarda, un'altra notizia, poteva sfociare anche questa in un'altra tragedia, ma nella notte tra il 15 e il 16 un altro uomo di 40 anni, siamo invece questa volta a Brogliano, ha tentato di entrare nell'abitazione dell'ex compagna che aveva denunciato e che aveva già denunciato i carabinieri, che aveva ottenuto anche l'ordinanza di allontanamento dell'uomo dalla sua abitazione. Invece quest'uomo ha cercato di nuovo di entrare nella nuova abitazione che l'ex compagna aveva trovato. Quindi stiamo vivendo un momento veramente complicato e difficile. Ovviamente in questo caso i carabinieri di Trissino che sono intervenuti sono riusciti, hanno arrestato l'uomo e l'hanno portato in caserma, ma dà l'idea di un momento veramente complicato e difficile dal punto di vista sociale, di questo rapporto uomo e donna che sta diventando veramente complicato anche sul territorio vicentino.
Gabriele, allora, come sempre, se ci saranno altre informazioni non esitare a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Per tutto il resto diamo appuntamento al TG Vicenza di questa sera. Grazie per questo collegamento, buon lavoro, buona giornata. Allora, noi torniamo in studio, continuiamo a vedere la cronaca e rimaniamo a Vicenza perché c'è stato un arresto per droga di un uomo che ha denunciato di essere stato derubato e invece poi non era andata così. Lite droga? Sì. Lite in Campomarzo, a Vicenza, tra due extracomunitari. Arriva la volante della polizia e la vittima, un nigeriano di 29 anni, finisce in manette per droga. L'uomo racconta del diverbio e che l'aggressore gli avrebbe sottratto i documenti, mostrando agli agenti il portafoglio vuoto degli stessi, ma al cui interno i poliziotti non mancano di notare la presenza di involucri in cellophane. Da qui scatta la perquisizione del 29enne, rinvenendo ben 32 dosi di cocaina e una forbice da taglio. Il giovane viene così arrestato per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Adesso vediamo assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto per capire da che parte va la pandemia, che strada sta prendendo, in attesa di poterci collegare con Padova per parlare di tutto quello che è successo anche nel Padovano. Allora, vediamo che il numero dei casi positivi riscontrati ieri, ricordiamo che questi dati sono aggiornati alle 8 di questa mattina, quindi sono freschissimi, è di appunto 613 unità. I casi attualmente positivi in Veneto sono 12.456 per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 463.820. Sono 11.732 le persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza a causa del coronavirus, sono 439.632 invece le persone che si sono negativizzate. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci fa capire come la sanità del Veneto sta reggendo l'urto di questa fase dell'emergenza coronavirus. Abbiamo in questo momento 261 persone ricoverate in area non critica, di cui 214 sono ancora positive, 47 si sono invece negativizzate. Sono 56 i ricoverati in area terapia intensiva, di cui 53 che sono ancora positivi e 3 che si sono negativizzati nel frattempo. Sono le differenze, eccole qua, vediamo 14, un bilancio negativo di 14 unità per quanto riguarda l'area non critica, invece un bilancio positivo purtroppo di 3 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. C'è da segnalare anche un decesso, il numero dei decessi fortunatamente è decisamente calato rispetto a quello che avevamo visto fino a qualche giorno fa, e questo è molto importante. Vediamo alla fine a conti fatti sono curve che non crescono, non calano, ma insomma nemmeno crescono, potenzialmente potrebbero essere in salita verticale, invece vediamo che sta andando in modo molto piatto. Vedremo se tutto questo finirà entro breve oppure se con l'arrivo dell'autunno, temperature che si abbassano, la stagione meno buona rispetto all'estate, avremo delle differenze. Adesso cominciamo a parlare di Covid. Ne parliamo però da un punto di vista un po' particolare, quello di un pediatra di Chioggia che parla di forti disagi psicologici nei bambini e nei ragazzini. Abbiamo iniziato e sono stati vaccinati almeno il 60% dei ragazzini sopra i 12 anni, chiaramente adesso affrontiamo quelli
un po' più resistenti, le famiglie un po' più resistenti, ma oggi stesso farò delle vaccinazioni ai ragazzini over 12, i miei pazienti. Abbiamo iniziato, si tratta di un lavoro serio, puntuale, che avrà bisogno di tanta pazienza e anche di un lavoro di counseling sicuramente importante. Risultati discreti anche nelle vaccinazioni ai ragazzini sopra i 12 anni, secondo i numeri riportati da Doria, pediatra di Chioggia, che aggiunge non è preoccupato tanto per l'inizio dell'anno scolastico quanto per il diffondersi del virus. Il virus si sta adattando, il virus si adatta e cerca di adattarsi in quegli ambiti nei quali non trova ostacoli. In questo momento trova molti meno ostacoli in chi non è vaccinato e nei soggetti giovani. Come dicevo prima, la variante Delta ha questa peculiarità di colpire tutte le categorie, non esclude nessuno, ma contrariamente alle forme iniziali ha un tropismo particolare anche per l'età pediatrica. Un'età delicata anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo un long Covid di tipo psicologico che si sta verificando. Abbiamo avuto grossi problemi con gli equilibri, ad esempio, del sonno durante il lockdown che si stanno protraendo nel tempo. E di fronte a questa situazione, in età adolescenziale poi abbiamo osservato un aumento molto significativo di tutte le problematiche neuropsichiatriche, ad esempio legate ai casi di autolesionismo. Abbiamo avuto i reparti di neuropsichiatria infantile ricoverati, letti pieni, quindi reparti pieni di ragazzi con questo tipo di disagio. Abbiamo visto poco fa la tabella relativa all'emergenza, ai dati, ai contagi. Adesso vediamo invece l'altra parte della medaglia, l'altra faccia della medaglia, che è quella delle vaccinazioni. Vediamo come sta andando. Allora, anche questo è un dato aggiornatissimo, sono proprio alla mezzanotte di ieri. Sono 18.000 le dosi somministrate, 18.635 le dosi somministrate nella giornata di ieri, per un totale di 6 milioni e 6. Sono 3.310 le prime dosi per un totale di 3 milioni e 3 e 15.325 i cicli completati. Siamo arrivati a 3 milioni e 3 in questo momento in Veneto. Il Veneto ha somministrato il 90% delle dosi a disposizione. Vediamo ancora questa tabella che ha tantissimi dati, tantissime informazioni da darci. Vediamo che la prima dose è stata inoculata al 71,8% della popolazione in Veneto. Siamo un po' indietro rispetto a quello che si pensava, bisognerà arrivare all'80%, si parlava di un 80% fra settembre e ottobre, con un po' di con qualche sforzo si potrà farlo di certo. Sono il 67,3% i cicli completati. Anche qui siamo un po' indietro rispetto alle prospettive. C'è da dire che le prime dosi più i prenotati arrivano a quasi 3 milioni e mezzo, ovvero il 72,1% della popolazione. Classi di età, siamo più o meno nella situazione in cui eravamo qualche giorno fa. Per andare sopra l'80% bisogna andare sopra i cinquantenni, con le fasce 60 e over 80 abbastanza coperte per quanto riguarda la prima dose. Per quanto riguarda la seconda dose, per vedere qualcosa di importante bisogna andare attorno dai sessantenni in su. Vediamo che si muove qualcosa anche per quanto riguarda i giovani. Sembrano mancare all'appello sempre le fasce, soprattutto per la seconda dose, dei 40-50 e dei 30-40. Quindi questi i dati, però informazioni importanti: disabili e vulnerabili sono ben coperti. Adesso sappiamo che da lunedì si partirà con la terza dose per i fragili, le persone molto vulnerabili, e vediamo che è un po' altalenante. Potete vedere questa grafica, è un po' altalenante la situazione dei vaccini. Siamo risaliti la settimana scorsa a 177.000, questa settimana è difficile che si possa fare altrettanto, quindi è
un'onda che è andata molto in alto fra giugno e soprattutto luglio-agosto e che poi insomma si è fermata per i motivi che conosciamo. Sappiamo che la Regione sta lavorando alacremente per raggiungere l'immunità di gregge, per coprire al massimo la popolazione. E in questo momento quasi tutte le ULSS hanno superato il 1.100.000, 1.200.000 di inoculazioni e questo è un buon segno. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus. Abbiamo visto i contagi che non crescono, ovvero ci sono sempre nuove positività, ma i numeri non crescono. La sanità regge egregiamente, i ricoveri sono quasi fermi ormai da giorni. Per quanto riguarda i vaccini, la sanità sta correndo più possibile per anticipare l'arrivo dell'autunno, quindi questo è il quadro di una situazione che vedremo poi dopo la pubblicità, perché ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo aperto il nostro telegiornale con l'ennesimo omicidio avvenuto in Veneto, in provincia di Vicenza, Montecchio Maggiore. Ce ne ha parlato la nostra Gabriella Basso e sappiamo che questa vicenda ha ricadute padovane, delle quali ci parla Valentina Visentin, che è con Federico Cibotto fuori dal centro vaccinale padovano. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, in apertura appunto di questo collegamento ovviamente la cronaca, perché come hai detto tu ci sono delle ripercussioni anche nel padovano, perché il killer di Alessandra Zorzin è una guardia giurata di 38 anni, Marco Turrin, padovano, residente con il padre a Vico d'Arzare e ieri appunto si è tolto la vita sparandosi un colpo con la stessa arma usata per uccidere Alessandra. La notizia è arrivata in tarda serata anche al padre, che ovviamente è disperato e non ha saputo dare spiegazioni di questa tragedia. Tra le altre cose, Marco Turrin sembra che in passato fosse stato comunque coinvolto in un altro episodio di cronaca dai contorni poco chiari, un episodio che risale al 2006, quando all'epoca era una guardia giurata alla Padova Controlli, aveva 23 anni e mentre era in auto con la fidanzata di allora l'arma in mano molto probabilmente alla ragazza, dall'arma partì accidentalmente un colpo che lo ferì di striscio, quindi insomma un episodio nel passato appunto di Marco Turrin, un ragazzo che era conosciuto nel quartiere di Vico d'Arzare dove abitava, definito un ragazzo educato, anche se molto riservato, con la passione per le armi e che veniva visto tutte le mattine uscire insomma con la sua divisa da guardia giurata. Quindi adesso proseguono ovviamente le indagini dei carabinieri, come vi avrà aggiornato la collega Gabriella Basso, ma sul fronte padovano insomma questo è il contesto in cui insomma si inquadra la figura di questo ragazzo, di questo uomo di 38 anni, autore dell'ennesimo femminicidio purtroppo in Veneto. So che però la vostra redazione ha già preparato un servizio su questo argomento, lo vediamo assieme con la regia di Fabio Verin, poi torniamo da te Valentina, quindi ti chiediamo di pazientare pochi istanti per vedere il servizio, poi parliamo anche delle altre notizie padovane. Vediamo il servizio. Ad uccidere Alessandra Zorzin, giovane mamma di Montecchio Maggiore, è stato Marco Turrin, guardia giurata di 38 anni di Vico d'Arzare. L'uomo, dopo l'agguato a casa della 21enne, è scappato in auto e si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola con la stessa arma usata per freddare Alessandra. I carabinieri lo hanno trovato in un'area di sosta a Creazzo, nel Vicentino. I militari, dopo il delitto, avevano concentrato le ricerche su di lui e il passaggio della sua auto era stato rilevato anche in provincia di Verona e in Emilia-Romagna. In serata, sentendosi braccato, l'epilogo finale e suicidio. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. L'omicidio di Alessandra Zorzin è avvenuto intorno all'ora di pranzo. Il corpo della giovane donna è stato trovato dal marito rientrato nel primo pomeriggio. La guardia giurata padovana pare conoscesse da qualche tempo la 21enne e pare fosse stato più volte allontanato dal compagno della ragazza. Ieri, prima del delitto, i vicini avevano sentito delle urla e poi lo sparo. Allora, naturalmente su questa vicenda chiediamo anche a Valentina Visentin e agli altri colleghi della redazione padovana, torneremo
se e quando arriveranno novità. Sappiamo che Guido Barbato se ne sta occupando, è proprio a Vigo d'Arzere per parlare con le persone, con i vicini di casa, con anche le autorità, le istituzioni, quindi sicuramente nei nostri telegiornali di questa sera saremo più precisi, avremo altre informazioni. Valentina, cambiamo argomento per un attimo, parliamo di vaccinazioni. Cosa sta succedendo a Padova? Sì, siamo all'esterno del centro vaccinale tra il padiglione 8 e il padiglione 6, poca gente all'esterno, ma sta cominciando, come ben vedete, a piovere piuttosto bene, quindi non ci sono lunghe code, anche se l'appello forte è stato fatto ieri dall'azienda ospedaliera di Padova, soprattutto alle donne in gravidanza, perché come sapete ci sono 2 donne incinte che sono ricoverate in terapia intensiva a Padova. La categoria delle donne incinte è quella meno vaccinata, ma anche più a rischio, perché ci ha detto la responsabile dell'ostetricia e ginecologia dell'azienda ospedaliera di Padova che sono a tutti gli effetti donne fragili e quindi è necessario che anche loro si vaccinino, perché c'è stato uno studio molto approfondito in questi mesi, la vaccinazione non ha ripercussioni nelle donne in gravidanza e quindi consigliata la vaccinazione perché sono ben peggiori gli effetti invece che il Covid può avere su una donna incinta e anche sul feto. Quindi ieri è arrivato forte questo appello dall'azienda ospedaliera che lascerà il 30 di settembre la padiglione 8 che vedete alle mie spalle, ma che dalla settimana prossima inizierà a vaccinare con la terza dose tutti quei pazienti ritenuti fragili che sono i primi, secondo le direttive ministeriali, a dover ricevere la terza dose. Circa 20.000 quelli seguiti dall'azienda ospedaliera di Padova. Si tratta di pazienti trapiantati, oncologici, diabetici e immunodepressi. Per quanto riguarda i contagi, 39 in queste ultime 24 ore qui a Padova, un numero basso rispetto alle centinaia che siamo purtroppo abituati a conteggiare ogni giorno nei report regionali, ma anche se Padova comunque si conferma tra le province con casi attualmente positivi maggiori rispetto alle altre province del Veneto. Sul fronte invece delle sospensioni dei sanitari Novax salgono a 76 quelle che sono pervenute ai dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova, e per la prima volta ci sono anche 2 medici che sono stati sospesi proprio in queste ore, medici che erano di ruolo, che erano appunto dipendenti dell'azienda ospedaliera di Padova. Sul fronte scuola invece ci sono 3 classi 2 asili nidi comunali qui a Padova che stanno già in quarantena a causa delle prime positività, mentre nella scuola sentinella liceo scientifico Cornaro, che è la scuola sentinella scelta dalla regione per effettuare i tamponi sui ragazzi periodicamente, i primi 53 tamponi eseguiti sono risultati tutti negativi, quindi è un buon segnale, anche frutto della vaccinazione che sta andando moltissimo tra i ragazzi della fascia 12-19. Allora, Valentina, noi ti ringraziamo molto per questo collegamento. Se ci saranno novità, come sempre, non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Vi lasciamo andare perché vediamo che inizia a piovere in modo più serio, quindi ci sono tante cose da raccogliere. È bene farle prima che piova bene. Noi ringraziamo Valentina Visentin, Federico Cibotto. Adesso, visto che stavamo parlando di terza dose per i fragili e i fragilissimi, andiamo a vedere come sta programmando questo passaggio della campagna vaccinale Lus Ottoberica. Dopo l'annuncio del presidente Zaia sull'avvio della somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid, l'USL Ottoberica ha già approntato il piano seguendo quelle che sono le direttive delle circolari ministeriale e regionale. Si comincia come previsto da lunedì con i soggetti più fragili, ovvero gli immunodepressi e i trapiantati. Obiettivo: rinforzare il prima possibile la loro immunità. Noi abbiamo selezionato circa un primo gruppo di 2.700 pazienti fra trapiantati e immunodepressi afferenti ai vari centri specialistici. Stiamo declinando i dettagli, ma la chiamata avverrà tramite istruzioni dei centri specialistici a cui questi pazienti fanno riferimento. Si procede per step, così il passo successivo prevede di ampliare la platea ad altri soggetti fragili come i reumatologici, i neurologici e i pazienti in trattamento, per arrivare poi ad un'altra fascia.
poi ci sarà la dose booster per tutti i cosiddetti operatori sanitari, cioè che in condizioni di vulnerabilità maggiore, e i fragili a rischio di contrarre la infezione e di sviluppare malattia grave. Quindi intendiamo tutti gli over 80, gli istituzionalizzati, gli ospiti dell'RSA. Modalità che per quest'ultimi sono al momento in fase di definizione. Complessivamente si parla per i soggetti fragilissimi di 7-8 mila persone da contattare, mentre gli over 80 sul territorio dello Slotto Berica da raggiungere con la terza dose sono quasi 40.000. L'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere tutti entro la fine del mese. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo anche delle notizie da Venezia, quindi fra poco torniamo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo parlato della cronaca, abbiamo parlato dei vaccini, abbiamo parlato dell'emergenza coronavirus. Adesso andiamo a sentire quali sono le novità veneziane dalla nostra Ilaria Marchiori che ci aspetta in redazione. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Innanzitutto apriamo con una notizia prettamente veneziana, ma di cui si parla da talmente tanto tempo e tanti anni che forse moltissimi saranno contenti di sapere che è arrivato il via libera definitivo della Camera al decreto grandi navi, con 363 voti a favore, 15 sfavorevoli, mentre 4 gli astenuti. Una giornata importante per chi ama Venezia, l'ha definita il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, che ha continuato questa conversione in legge del provvedimento, permette alla città di tornare a splendere nel cuore del paese. Ora però, continua Brunetta, occorre lavorare per realizzare i primi approdi temporanei entro la stagione croceristica del 2022. Soddisfatto anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che definisce questo via libera della Camera un punto fermo in quel percorso di tutela e salvaguardia della città di Venezia che da anni si sta portando avanti, e ringrazia anche il presidente Mario Draghi perché lo definisce un serio alleato. Ora possiamo contare su un affidamento al commissario, conclude Brugnaro, l'attuale presidente dell'autorità portuale di Venezia, dei poteri per rilanciare l'attività del porto, che vedrà entro appunto la stagione croceristica del 2022, quindi praticamente tra un anno, l'entrata in funzione dei primi approdi temporanei. Insomma, i tempi sono stati decisamente lunghi, nel frattempo ci sono state anche moltissime polemiche, moltissime proteste, ma sembra che si stia arrivando a quella che dovrebbe essere la soluzione definitiva. Il condizionale è d'obbligo perché, visto come spesso vanno avanti queste cose o come spesso si arenano, è il caso di aspettare di vedere che effettivamente i lavori siano conclusi e soprattutto gli approdi siano pronti per la prossima stagione croceristica. Ci spostiamo però ora a Jesolo per una bellissima notizia, perché i nostri telespettatori forse ricorderanno che lo scorso luglio noi ci siamo recati a Jesolo per documentare la deposizione di ben 82 uova di tartaruga, un evento del tutto eccezionale per questo territorio e che non si era mai verificato prima. Proprio per questo era stato recintato e controllato in questi 68 giorni a vista, 24 ore su 24, proprio perché nessuno potesse commettere degli atti vandalici nei confronti di queste uova di tartaruga. Ebbene, la buona notizia è che ieri sera alle 20:18 si sono schiuse ben 9 di queste 82 uova che sono state deposte, e quindi sono nati 9 piccoli tartarughini. Probabilmente stiamo anche vedendo le immagini girate proprio ieri sera, quindi con gli infrarossi, perché comunque le tartarughine si trovavano sotto la sabbia e quindi sono state accompagnate verso la via del mare. Ricordiamo che a supportarli in questi mesi sono stati ben 200 volontari delle associazioni
associazioni giorno e notte, e ricordiamo ancora una volta che si tratta di un primato, perché che si sappia non si era mai verificata, come dicevo proprio poco fa, una schiusa così a nord dell'Adriatico. Il primo tartarughino che ha preso la via del mare è stato chiamato Luca, proprio in omaggio all'impegno di Luca Celotto, che è un bagnino laureando in biologia marina e che è stato instancabilmente presente e sempre operativo sul sito di nidificazione, e che documenterà proprio con la sua tesi di laurea. Insomma, un evento davvero emozionante, un evento bellissimo anche da vedere proprio per i bambini, per i più piccoli, ma anche per gli adulti, perché ci stavamo aspettando che proprio si schiudessero queste uova intorno a questo periodo, perché i calcoli erano stati appunto quelli, e quindi ieri sera si sono schiuse le prime 9 di queste 82 uova di tartarughino. Dunque, Ferdinando, se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Allora, Ilaria, intanto noi vi ringraziamo. Noi abbiamo visto, mentre tu ci raccontavi, questa novità davvero molto bella, che segna anche un po' una metafora della continuità della vita che continua nonostante tutte le difficoltà di questo momento. La natura fa il proprio corso. Immagini bellissime che abbiamo visto con i nostri telespettatori, davvero emozionanti. Noi ti ringraziamo per tutte queste informazioni. Naturalmente, se ci saranno novità importanti da Venezia, non esitate a contattarci, le daremo come sempre in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Ringraziamo i nostri colleghi della redazione veneziana, immagini davvero belle che poi rivedremo anche sui nostri social e nei TG delle nostre emittenti, e andiamo avanti con il tema del momento, che è quello della scuola, dell'emergenza coronavirus. Abbiamo parlato con il provveditore agli studi di Vicenza, che ci dice effettivamente sì, l'anno scolastico è partito, però manca personale, c'è bisogno di supplenti. Un anno scolastico che parte però con ottimismo. Siamo riusciti, come gli altri uffici scolastici provinciali del Veneto e anche d'Italia, a utilizzare questa piattaforma informatica, novità in assoluto, che ci ha permesso, ad esempio nella nostra provincia, di nominare prima dell'inizio delle lezioni circa 2.750 docenti. Questo da un lato ha completato il numero di supplenti. C'è però da registrare un fenomeno che ieri abbiamo risolto in parte, e cioè in alcune classi di concorso graduatorie non c'è personale. Ad esempio nel sostegno della scuola primaria, a noi in provincia di Vicenza mancavano oltre 200 posti. Ieri abbiamo restituito questi posti alle scuole, che possono chiamare direttamente loro i supplenti, anche tramite messe a disposizione, cioè personale che può non aver completato il ciclo di studi. Lo dico magari ai ragazzi che seguono, che hanno cominciato l'università o che hanno terminato la triennale e che possono mettersi a disposizione e che potrebbero essere chiamati per delle supplenze ad esempio nel sostegno della primaria. Ecco, cito una classe di concorso. Mi preme anche segnalare la carenza di personale nelle graduatorie di ingegneri meccanici, ingegneri elettrici, ingegneri informatici, e anche qua ci sono delle possibilità anche di avere delle supplenze fino alla fine dell'anno. Torniamo a Padova per tirare un po' le somme di questa complicata fase dell'emergenza coronavirus per quanto riguarda gli ingressi in ospedale, terapia intensiva. Nelle terapie intensive invece abbiamo soggetti giovani, non vaccinati, e così pure nelle semi-intensive. Abbiamo 2 donne in gravidanza attualmente ricoverate in terapia intensiva. Età media sempre più bassa nelle terapie intensive e subintensive dell'azienda ospedaliera, dove in totale sono ricoverati 14 pazienti per Covid. 11 sono non vaccinati, tra di loro 2 donne in gravidanza. 1 è un vaccinato con una sola dose e 2 sono anziani pluripatologici. Un bimbo di pochi mesi invece è ricoverato in pediatria, mentre in area medica ci sono 23 persone. Il 70% non è vaccinato, mentre un 30% sono anziani con un quadro clinico pregresso delicato, che devono essere tenuti sotto osservazione medica. Si tratta di soggetti che senza vaccino potrebbero finire in terapia intensiva. Nelle aree mediche
parlo di malattie infettive, abbiamo ricoverato soprattutto anziani, quindi con un'età media attorno agli 88 anni, che oltre al Covid hanno anche tante altre patologie, quindi la necessità da parte nostra di seguirli nella loro globalità di bisogni sanitari. Ecco perché pensiamo a sviluppare all'interno dell'area geriatrica una porzione, uno spazio proprio per gestire queste situazioni. Nell'ultima settimana il numero di positivi a Padova è rimasto alto rispetto alle altre province del Veneto, 209 casi rilevati nei 7.542 tamponi refertati in ospedale a Padova, tutti variante Delta. La fascia d'età più colpita, quella tra i 45 e i 65 anni. La settimana prossima l'azienda ospedaliera inizierà a chiamare i pazienti fragili per la somministrazione della terza dose, che avverrà con modalità simili a quella della prima dose, ovvero quasi sicuramente in ospedale. Questa prima tranche è composta di circa 20.000 soggetti. Con una chiamata diretta da parte dell'ospedale dei soggetti appunto fragili, in particolare trapiantati, immunodepressi, dializzati, oncologici. Con i nuovi provvedimenti di questa settimana salgono a 76 sanitari Novax sospesi, tra di loro anche i primi 2 medici. Parliamo ora del Green Pass, perché sono naturalmente indiscrezioni, cosiddetti rumors. Pare che questo pomeriggio il Premier Mario Draghi porti all'attenzione dei governatori delle regioni una nuova situazione per quanto riguarda il Green Pass. C'è la possibilità che il decreto legge parli in modo molto chiaro e preciso di Green Pass obbligatorio su tutti i posti di lavoro, tanto nella pubblica amministrazione, ma questo lo sapevamo già, quanto nel comparto privato. Potrebbe, dovrebbe, il condizionale è d'obbligo anche in questo caso, entrare in vigore da metà ottobre. E questo emerge dalla cabina di regia che c'è stato con le forze di maggioranza, che si è concluso poco fa a Palazzo Chigi. Non è arrivato, pare, un testo scritto, ma tante idee. Questa, quella più importante, anche perché avrebbe delle ricadute davvero forti sulla quotidianità, su tante imprese, sulle aziende, sul lavoro di tantissime persone. C'è da dire che si continua a parlare di tampone non gratuito, a parte i casi in cui è richiesto dal versante sanitario, dal versante della salute, quindi una situazione che rischia di diventare molto complessa. Ve ne daremo conto nel corso della nostra informazione, se ne parlerà di sicuro nei nostri telegiornali di questa sera. Di Green Pass abbiamo parlato anche con il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Green Pass, regole tante, contraddizioni troppe. Non è un caso che la Carta Verde sia uno dei temi più dibattuti in Italia. Siamo uno dei paesi europei in cui le restrizioni anti-Covid sono tra le più stringenti e il governo sta accelerando sull'estensione del certificato a nuove categorie, dai dipendenti della pubblica amministrazione a quelli delle aziende private, dai camerieri ai baristi, ai trasporti fino allo spettacolo. L'idea di estendere il Green Pass agli utenti che accedono ai servizi pubblici come l'anagrafe coinvolge anche i comuni come quello di Vicenza, e la grande incognita resta il trasporto locale. Il Green Pass non deve essere una misura obbligatoria per qualsiasi cosa, ma va anche misurata, evitando di creare quelle contraddizioni che si stanno verificando soprattutto in questo momento, come ad esempio l'accesso del genitore a prendere il figlio a scuola. Bisogna avere buon senso nell'applicazione delle regole e poi noi sindaci ovviamente ci applicheremo la legge che il governo determinerà senza alcuna disobbedienza civile. Il governo sta lavorando per mettere a punto le regole sul Green Pass riguardo alla distinzione tra azienda pubblica, privata e imprese giuridicamente private ma che lavorano per il pubblico. Una cornice che entro mercoledì dovrebbe essere pronta in vista del Consiglio dei Ministri. La questione è che se il Green Pass viene esteso a tutti, c'è chi chiede al governo di avere il coraggio di chiamarlo obbligo vaccinale, obbligo a cui il sindaco di Vicenza si è già detto contrario. Capisco l'intento che è quello di aggirare l'obbligo vaccinale per costringere le persone a vaccinarsi e quindi tutelarsi e, ripeto, tutelare gli altri, però allo stesso tempo non deve essere nemmeno una restrizione che crea una discriminazione all'interno della nostra società tra chi si vaccina e chi no. Quindi da questo punto di vista ci vorrebbe più buon senso.
Riguardo al Green Pass, alla possibile ipotetica estensione del passaporto, chiamiamolo così, ai luoghi di lavoro, a tutti i luoghi di lavoro, si terrà alle 2:30 l'incontro fra il governo e le regioni sul decreto legge che estende appunto l'obbligo del Green Pass a tutti i posti di lavoro. Ce lo dice l'ANSA, ce lo conferma appunto l'ANSA. Al termine della cabina di regia, prima del CDM, sarà dunque il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini a illustrare il provvedimento ai governatori. Resta da capire se tutto questo rientra nei 5 punti che alcuni dei governatori, compreso Luca Zaia, avevano posto all'attenzione del governo, se ci saranno delle frizioni, degli attriti fra Roma e le regioni. Che cosa succederà? Noi possiamo solo cercare di capirlo e raccontarvelo nei nostri telegiornali. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, l'ultima nostra pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo, siamo in onda fino alle 13:30, abbiamo ancora molte notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in onda anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quel che succede in Veneto. Abbiamo fatto il nostro giro con i nostri giornalisti dal territorio, dalle varie redazioni, per sentire che cosa accade nelle varie città, nelle varie province del Veneto. Ci richiameranno naturalmente se dovessero arrivare altre informazioni, altre notizie rispetto a quanto vi abbiamo detto finora. Continuiamo però e chiudiamo la parentesi, il capitolo riguardante il coronavirus, con un appello alle donne in gravidanza perché si vaccinino, perché sono ritenute più a rischio. Mio marito comunque è stato un mese, non si alzava, aveva difficoltà. Devo dire, avendolo visto in prima persona, non ho avuto dubbi. Non ho avuto dubbi anche perché mi hanno sempre rassicurato. Ad ottobre Alessandra partorirà il piccolo Giacomo. Alessandra è una delle donne padovane che in gravidanza ha deciso di vaccinarsi. Pochi dubbi sulla bontà del vaccino grazie alle spiegazioni e alle rassicurazioni dei ginecologi dell'azienda ospedaliera. La famiglia di Alessandra è stata colpita dal Covid e lei, appena potuto, ha scelto di proteggere se stessa e il suo piccolo. Devo dire che almeno la sto vivendo con più serenità questa gravidanza, perché anche sapendo cosa poteva succedere nell'ultimo trimestre, il parto pretermine, avevo cominciato a non essere più tranquilla. I medici del reparto di ginecologia di Padova lanciano un appello alle donne in gravidanza non ancora vaccinate. Noi siamo sicuri, quando proponiamo la vaccinazione in gravidanza, di proporre qualcosa che non è rischioso in alcun modo, ma al contrario è protettivo sia per la mamma che per il neonato, perché dobbiamo anche pensare che gli anticorpi che si sviluppano nella mamma passano attraverso la placenta e fanno nascere un bambino che è già protetto. Il vaccino protegge e per questo in azienda ospedaliera si stanno creando percorsi privilegiati per accompagnare le donne in gravidanza alla vaccinazione, mentre le ripercussioni del Covid sul fisico di una donna incinta possono essere gravi. La Società Italiana di Ostetricia e Ginecologia giustamente dice che noi dobbiamo considerare le donne in gravidanza soggetti fragili, proprio per questo motivo, perché loro rischiano di più, rischiano quanto gli immunodepressi, rischiano quanto le persone che hanno avuto problemi oncologici. Le donne in gravidanza rischiano maggiormente per il Covid, in maniera diversa dagli altri fragili, ma sono fragili, per cui la vaccinazione viene fatta all'interno dell'ospedale. Il Covid inoltre mette a rischio il feto. Sono donne che hanno polmoniti peggiori e poi hanno più parti prematuri, più preeclampsie, cioè ipertensione in gravidanza, più tromboembolismi venosi. Importante immunizzarsi anche subito dopo il parto, perché il Covid può essere trasmesso ai figli mentre si allatta. Chiudiamo il capitolo legato all'emergenza coronavirus, andiamo a vedere invece le altre notizie. Restando a Padova, parliamo di profughi che arrivano dall'Afghanistan. 2 famiglie di cittadini afghani che hanno collaborato con le nostre forze armate sono arrivati in queste ore a Padova e saranno trasferite in 2 centri della provincia. Si tratta di 12 persone che saranno accolte nelle strutture appartenenti alla rete dei CASI, centri di accoglienza straordinaria, che vanno ad aggiungersi alle 28 persone arrivate lo scorso 31 agosto. Noi siamo pronti ad accogliere quindi collaboratori delle forze di polizia, dell'ordine, delle ambasciate italiane, che
hanno dato il loro contributo in Afghanistan. La prefettura continua a monitorare la situazione della crisi umanitaria afghana e grazie alla collaborazione con enti istituzionali e del terzo settore è in continua ricerca di disponibilità di strutture. Proprio per questo per venerdì è previsto un incontro con alcuni sindaci della provincia per individuare ulteriori soluzioni. Intanto prosegue l'impegno con Asindustria Veneto Centro e Università di Padova per poter collocare lavorativamente i profughi. Cerchiamo anche di promuovere iniziative per il loro inserimento in tessuti lavorativi e anche culturali come l'università. Abbiamo relazioni con Confindustria e abbiamo relazioni con l'università in questo senso. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di viabilità, ne abbiamo parlato con l'assessore De Berti, ci sono novità importanti per la Pedemontana. Superstrada Pedemontana Veneta, i cantieri vanno avanti ma per la consegna dell'infrastruttura completata con i suoi 94 km da Montecchio Maggiore a Spresiano e innesti nella A4 e nella A27 si dovrà attendere il 2023. Dovremmo aspettare marzo 2023, però fino a marzo 2023 avremo degli step con delle nuove aperture, quindi andremo ad acquisire altri pezzi di infrastruttura. Il vero punto debole della Pedemontana è il costo dei pedaggi, ben superiori a quelli della A4 Milano-Venezia e della A13 Padova-Bologna. Certo, l'apertura del tratto Bassano-Montebelluna ha incrementato il traffico portandolo a 17.000 passaggi al giorno, ma il punto di equilibrio non è ancora raggiunto. La media degli accessi si girava intorno ai 17.000, 18.000 veicoli, sicuramente un dato confortante, però dobbiamo sempre ricordare che è una parte di segmento dell'intera infrastruttura e che il dato definitivo ce l'avremo solo quando la Pedemontana sarà completamente realizzata e collegata alla A27 e alla A4. E per incrementare i flussi di traffico la Regione ha in programma alcuni interventi. Dobbiamo migliorare la cartellonistica che indica sostanzialmente l'accessibilità all'infrastruttura, perché ci sono arrivate varie segnalazioni di utenti che la vogliono prendere però sono in difficoltà e la struttura di progetto con l'ingegner Pellegrini sta già lavorando su questo fronte. Poi stiamo facendo tutti gli approfondimenti e le valutazioni sulla possibilità, una volta che sarà aperta completamente, di poter applicare degli sconti per abbonamenti e soprattutto per i pendolari. Restiamo nella zona della Pedemontana che sta facendo i conti da qualche anno con frane e smottamenti legate anche alle ondate di maltempo che arrivano a complicare una situazione non certo facile. Ne sanno qualcosa a Marostica, dove sono stati stanziati quasi 300.000 euro per sistemare 6 frane. Il comune di Marostica mette mano al portafoglio e spende 288.000 euro per sistemare i danni provocati da 6 frane. Nel dettaglio sono 110.000 euro destinati a via Collalto, via Erta, via Caribollo per opere di messa in sicurezza del ciglio stradale con la scarpata che si sta spostando verso valle a causa delle piogge. Le opere di consolidamento garantiranno anche più sicurezza ai cittadini e sono completate da un'importante opera di pulizia e di ripristino della rete di scarico. È un territorio, sicuramente come anche quelli dei comuni limitrofi, molto fragile e che ha bisogno di continue manutenzioni. Devo dire che il programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie messo a pieno regime a settembre dello scorso anno sta dando ottimi risultati. 178.000 euro poi per sistemare 3 frane in località Miglioretti e Costa Curta causate dalle piogge eccezionali di agosto 2020. In via Costa Curta c'è uno scivolamento del terreno, in via Miglioretti invece sono 2 i dissesti presenti che si argineranno con dei pali ancorati al pendio in un tratto molto lungo di oltre 30 metri. Circa verso la fine di settembre partirà sempre con la squadra operai, come l'anno scorso, la pulizia di tutte le caditoie e solamente sono già partite la pulizia ordinaria di tutti quanti i tombini nel tratto di fondovalle. In programma ci sono anche altre opere di prevenzione del dissesto idrogeologico da realizzare in collaborazione tra il Comune di Marostica e il Consorzio di Bonifica Brenta. L'obiettivo è sistemare il territorio, renderlo attrattivo e rilanciare il turismo. Rilanciare il turismo, un territorio attrattivo, sono parole che riguardano anche e soprattutto il Monte Grappa che entra a far parte delle riserve MAB UNESCO, una notizia davvero importante per tutto il Veneto. If there's none, then the site is approved.
Dopo 2 anni di negoziato, il Consiglio dell'UNESCO ha iscritto il territorio del Monte Grappa nella lista delle riserve di biosfera MAB UNESCO. Il Monte Grappa è da ora la 20ª riserva della biosfera italiana. Dopo le Dolomiti e le colline del Prosecco è arrivato anche questo importante traguardo in grado di dare un'enorme visibilità internazionale. È una grande opportunità per tutto il territorio, non solo per il riconoscimento di ciò che si fa qui in termini anche di prodotti enogastronomici, ma soprattutto a livello turistico è una grande opportunità, quindi dobbiamo prepararci a far crescere quella che è la cultura dell'accoglienza in questo territorio, prendere coscienza come cittadini di dove viviamo. Un traguardo giunto con un voto unanime vista l'assoluta qualità e unicità del Monte Grappa, laboratorio di idee concrete e innovative in settori cruciali quali l'economia circolare e la mobilità sostenibile, in piena coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un'opportunità senza precedenti. Sì, per il Grappa sicuramente. Il Grappa negli anni ha pagato appunto la difficoltà di fare una programmazione unitaria tra i 3 versanti, perché appunto appartenente a 3 province, a vari comuni che facevano fatica a trovare linee comuni di programmazione per ovvi motivi. Oggi invece abbiamo sottoscritto con il sangue questo impegno per il futuro, dove tutto il territorio si impegna a fare una programmazione, una pianificazione condivisa. Per i valutatori la nuova riserva MAB del Monte Grappa rappresenta un ponte biologico tra la pianura padana e l'arco alpino sudorientale. Diventare parte della rete delle riserve della biosfera darà delle opportunità di integrarsi in una rete di eccellenze, di territori di eccellenza, le cui comunità hanno accolto la sfida dello sviluppo sostenibile. Il Veneto è uno scrigno che passo dopo passo sta ricevendo il giusto riconoscimento, è stato il commento soddisfatto del presidente del Veneto Luca Zaia, un risultato storico che i 25 comuni di 3 province hanno accolto con grande favore. A tutti i 25 comuni del massiccio del Grappa che lavorano insieme per valorizzare questo territorio, questo patrimonio, questo grande patrimonio dal punto di vista naturalistico, storico, e dove cultura e soprattutto tradizioni e capacità anche imprenditoriali possono trovare sviluppo. Avremo poi una serie di opportunità per aumentare il benessere di tutti, garantendo al tempo stesso la qualità ambientale, il progresso economico e anche l'equità sociale. Una opportunità che condivideremo con i nostri cittadini per far capire il valore di essere all'interno di un circuito che ha valenza mondiale. E dal Monte Grappa a Bassano del Grappa sono 2 passi. Noi ci stiamo occupando da tempo di un tema che riguarda non solo la città, ma un po' tutta la memoria della Prima Guerra Mondiale, e non solo, perché parliamo del Tempio Ossario, dove sono custoditi i resti di oltre 5.000 caduti del primo conflitto e di tantissime persone morte nella Seconda Guerra Mondiale. Il Tempio Ossario è chiuso ormai da tempo, si sa solo che ci sono problemi legati all'adeguamento sismico, problemi legati al riperimento di fonti, almeno 2,5 milioni di euro indispensabili per sistemare, restaurare e aggiustare tutto in modo da poterlo riaprire. Noi siamo andati a parlare con una persona che nel giorno dell'inaugurazione, nel 1934, era dentro il Tempio Ossario e si ricorda ancora quell'evento e anche molti altri. Sentite questa intervista. Il 13 maggio 1934 è un giorno che Carla De Zen Matarucco non ha dimenticato, non può dimenticare. Quel giorno lei, una bambina delle elementari, partecipò all'inaugurazione del Tempio Ossario e cantò la prima messa al suo interno. Ricordo che siamo andati con la classe in fila perché abbiamo cantato la prima messa che hanno fatto dentro le scuole inferiori nei 2 altari laterali della chiesa. Abbiamo cantato la prima messa di apertura. Vita vissuta, emozioni forti che tuttavia rischiano di restare solo ricordi, perché da troppo tempo le porte del monumento che custodisce una pagina importante e drammatica della memoria storica di Bassano sono chiuse. Per me è una vergogna tenerlo chiuso. Mi dispiace immensamente questa cosa, che dovrebbero aprirlo, anche perché io ho famiglia un po' cognati eccetera, che gente che vorrebbe andare a vedere, che viene a Bassano, parenti, amici, conoscenti della mia famiglia,
e trovare l'assario chiuso era una cosa importante, andarlo a visitare. Quelle porte chiuse sono un'ingiustizia morale per chi vuole rendere omaggio alle oltre 5.000 salme che riposano all'interno del Tempio, o semplicemente per chi vuole rivedere un luogo speciale, un luogo del cuore. Mia sorella maggiore si è sposata al Tempio Assario, ha sposato un capitano degli Alpini che aveva conosciuto perché qua a Bassano c'era la scuola degli allievi ufficiali. Il regalo più bello per la signora Carla, prossima a festeggiare i 98 anni, è uno e uno solo. Se un giorno al mio compleanno mi facessero entrare in Assario, io sarei più che felice. Un desiderio che farebbe felice non solo lei, ma tutti. Un desiderio che porteremo all'attenzione di chi magari può impegnarsi perché questa situazione cambia. Abbiamo già ricevuto tanti attestati di solidarietà, tante promesse da parte della politica, delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche ed Arma, ed è una battaglia che Rete Veneta porta avanti. Siamo certi di poter arrivare, come abbiamo già fatto in un'altra occasione, a un risultato importante per tutti quanti, non solo per il Tempio Assario. Poi da allargare lo zoom su questa situazione che comprende anche tanti altri sacrari, tante altre opere della memoria della Prima Guerra Mondiale, dal Grappa ad Asiago, passando per tantissime altre situazioni che meritano molta più attenzione. Restiamo a Bassano per una mostra fotografica che sta per emozionare con i ritratti di artisti in bianco e nero. Scatti, attimi, espressioni catturate in bianco e nero ma capaci di raccontare un mondo di sfumature a colori. Artisti 1 è un libro, anzi no, non solo, è un album che a sua volta è una mostra, un tuffo nella storia dell'arte che raccoglie una quarantina di foto realizzate da Bassiano Zonta. Il libro Artisti 1 di Bassiano Zonta rappresenta il primo volume della casa editrice Manuzio, che è volto a valorizzare il patrimonio artistico del Veneto. Un patrimonio rappresentato dagli artisti di Bassano e dei dintorni che tanta bellezza hanno portato al mondo e in giro per il mondo. Il tutto catturato dall'obiettivo di Bassiano Zonta e della sua maestria. È una passione che risale ancora al 1950, perché tengo come una reliquia la prima stampetta che ho fatto a contatto nel 1950. Nel libro, oltre alle foto, c'è anche un racconto inedito dello scrittore Alessandro Zaltron, dedicato proprio al fotografo bassanese. La cosa che mi ha colpito di più di Bassiano Zonta è la sua passione. È un termine che è abusato, ne usano tutti in maniera eccessiva, ma in questo caso è appropriata. Nel senso che tutta la sua vita è stata caratterizzata dall'ossessione di fare foto in bianco e nero, fin da quando era bambino. Artisti 1 è anche un'esposizione che fino al 1° novembre è visitabile al Castello degli Ezzellini di Bassano. La peculiarità e la forza della nostra mostra è perché noi abbiamo raccolto solo artisti del territorio e questo ci ha fatto diventare un brand da quel punto di vista. Chiudiamo questa pagina culturale, torniamo a Padova e parliamo di sicurezza perché sono in arrivo decine di nuove telecamere in tutti i quartieri. Aumenteranno le telecamere per la sicurezza sul territorio comunale. La Giunta Giordani ha destinato altri 76.000 euro per l'acquisto e l'installazione di telecamere destinate ai quartieri cittadini. Queste nuove apparecchiature integreranno le 15 già esistenti, posizionate lungo le principali vie di accesso a Padova. Controlleranno in tempo reale le targhe dei veicoli in transito, a caccia di quelli utilizzati ad esempio per scopi illeciti o sospetti. Ma non solo. Ad oggi sono quasi 800 i punti di osservazione elettronica di vario tipo sul territorio cittadino. Abbiamo approvato una determina con la quale sono state acquistate numerosi nuovi impianti di videosorveglianza, in particolare sono 74 che verranno posizionati in tutti i quartieri della città ad eccezione del centro storico, perché il centro storico è già attenzionato dall'impianto di videosorveglianza. In particolare queste videocamere saranno delle videocamere intelligenti, avranno la possibilità di leggere le targhe, di ampliare
la visione, il campo visivo rispetto alle telecamere già esistenti, e ovviamente questo lo facciamo nei confronti dei malintenzionati, delle persone che non si vogliono integrare con la nostra comunità. Rimaniamo in zona Padova, parliamo di cure termali per curare disabilità e post-Covid. I fanghi termali come cura integrativa alle classiche terapie per pazienti con disabilità ortopedica, neurologica e oncologica. Al via un progetto di ricerca della Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa dell'Università di Padova, coordinato dal professor Stefano Masiero. Obiettivo principale dello studio è definire nuove terapie di riabilitazione in ambiente termale che si affianchino a quelle tradizionali. Destinatari: pazienti post-Covid o sofferenti di osteoartrosi o per le conseguenze di una mastectomia. La malattia è un evento nella vita di una persona che si esaurisce in fase acuta, ma poi ha bisogno di un ritorno al pieno benessere. Nel pieno benessere le cure termali, come sappiamo, sono un contributo importante, è un ambito nel quale noi inseriamo scienza, e scienza di grande valore, in cura, nella possibilità di avere nuove terapie. La medicina termale è una disciplina medica classificata dall'OMS come complementare e integrativa, che sfrutta metodi naturali per il trattamento e la prevenzione di varie condizioni patologiche. Nel nostro territorio questo studio può diventare una opportunità in un momento non facile per le terme euganee. È un territorio che la salute ce l'ha nel suo DNA da sempre. E l'obiettivo è proprio quello di integrare e far conoscere le capacità non solo curative ma anche preventive del nostro prodotto fangoterapico, che ha un brevetto europeo unico nel suo genere e che merita di essere conosciuto. Il progetto di ricerca si svilupperà in 3 anni. Il suo costo, 471.000 euro, sarà sostenuto da Università di Padova, Fondazione Cariparo, Fondazione per la ricerca scientifica termale, dal Centro Studi Termali Veneto Pietro d'Abano e dal Comune di Abano Terme. Andiamo adesso a Cittadella per una sorta di record. 9 parti in 12 ore di servizio. Se non è un record, poco ci manca. È quello che è successo nel punto nascita dell'ospedale di Cittadella. 5 i maschi e 4 le femmine. Le nascite concentrate in un tempo così ridotto. Per aiutare le mamme a partorire nel migliore dei modi, sono stati anche ampliati gli spazi ordinari, convertendo alcune sale operatorie in sale parto. Torniamo a Vicenza per l'Open Day al Parco della Pace. Apriamo il cantiere un giorno del parco per farla vedere alle persone, che è giusto che diventino proprietari loro di un giorno. Per la prima volta apre al pubblico il Parco della Pace, più precisamente il cantiere del parco, visto che i lavori di completamento sono ancora in corso, ma l'amministrazione Rucco ha deciso di organizzare una visita per quanti vorranno vedere quanto finora è stato realizzato, in occasione della giornata ecologica dedicata al tema I parchi e la città. Abbiamo organizzato proprio una giornata dedicata alle famiglie, tutto qua. Non è... Come? Qualcosa di cose che... Ma guarda, qua ci sarà un po' di tutto, ci sarà la possibilità di utilizzare la mongolfiera, la possibilità di utilizzare un trenino che fa vedere il parco, di vedere auto d'epoca, di poter anche mangiare e comprare prodotti tipici della provincia di Vicenza. C'è molta cosa da passare una giornata qua all'interno. Al pomeriggio ci sarà uno spettacolo di cabaret. Abbiamo deciso dalle 9 alle 5 del pomeriggio che ci sia la possibilità che ognuno sia sempre occupato. Unico vincolo per i visitatori è la prenotazione obbligatoria al telefono o via mail. Non chiediamo sicuramente il Green Pass, però chiediamo di sapere chi è dentro in quell'area lì. Chiudiamo con un servizio sul tema che sta un po' agitando il Veneto, quello della battaglia fra Prosecco e Prosec.
Proprio in questi giorni c'è il G20 dell'agricoltura al quale io sarò presente e porterò proprio nel tavolo nazionale e in Commissione Politica Agricola della Conferenza delle Regioni questo argomento. Questo perché non è possibile che ci sia un regolamento europeo che prevede la disciplina e la tutela dei prodotti IGP e DOP e poi ci sia appunto la richiesta di chi, utilizzando il cosiddetto Italian sounding, cioè il nome simile, possa veicolare dei prodotti che sono totalmente diversi e che non c'entrano niente. Arriverà direttamente sul tavolo del G20 dell'agricoltura a Firenze, previsto per il fine settimana, il dossier Prosec, nei giorni in cui si è scatenata la tempesta perfetta con l'avvio ufficiale da parte dell'Europa del riconoscimento del vino bianco croato, una partita ancora tutta da giocare. La posizione ufficiale dell'Italia sarà presentata mercoledì prossimo dal ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso di un'informativa in aula al Senato. L'Italia è pronta già a dare battaglia e quindi il sottosegretario Centinaio ha già convocato un tavolo per la definizione di un dossier che verrà poi presentato appunto all'Europa entro i termini previsti. È una battaglia di buon senso e quindi bisogna unire le forze per far sentire appunto la nostra forza, che deve essere quella di uno Stato italiano. Ma ad attendere una presa di posizione forte dell'Italia in Europa sono tutti i coltivatori di Prosecco. In ballo c'è una filiera territoriale che non ha uguali. Io come produttore sono molto preoccupato, anche sentendo gli altri colleghi, perché dietro il nostro lavoro ci sono le nostre famiglie, c'è un intero territorio e quindi significherebbe non soltanto una perdita dal punto di vista commerciale per le cantine, ma significherebbe una perdita economica e una perdita di lavoro per l'intero territorio. Sarebbe un disastro inenarrabile. Chiudiamo come abbiamo iniziato parlando dei femminicidi che stanno sconvolgendo il Veneto in questo periodo. Una dichiarazione importante di Luca Zaia appena arrivata in redazione. Si tratta di una questione drammatica, dice il Presidente, alla quale una società non può assoggettarsi né può limitarsi a vivere col fatalismo di chi sostiene che si tratta di fatti sempre accaduti e che accadranno sempre. No, dice Zaia, non ci si può rassegnare al fatto che un maschio per qualsiasi motivo possa commettere violenze fino ad arrivare a uccidere una donna, la sua compagna. Lo dice il Presidente Luca Zaia. Con questa dichiarazione chiudiamo il nostro TG. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringraziamo Fabio Verin per la regia e tutti i nostri giornalisti per il contributo che hanno dato a questo Focus TG. Vi invitiamo a seguire i nostri telegiornali questa sera e vi auguriamo un buon pomeriggio.